Seconda Cronache, capitolo 32, leggeremo dal primo verso. Alleluia. Fino al verso 9. Amen. Seconda Cronache, capitolo 32, dal primo verso. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Dopo queste cose e questi atti di fedeltà di Ezechia, Sennacherib, re d'Assiria, venne, entrò in Giuda e cinse di assedio le città fortificate con l'intenzione di impadronirsene. Quando Ezechia vide che Sennacherib era giunto e si proponeva di attaccare Gerusalemme, deliberò con i suoi capi e con i suoi uomini valorosi di otturare le sorgenti d'acqua che erano fuori della città. Ed essi gli prestarono aiuto. Si radunò dunque un gran numero di gente e otturarono tutte le sorgenti e il torrente che scorreva attraverso il paese, perché, dicevano essi, il re d'Assiria venendo dovrebbero trovare abbondanza di acqua. Ezechia prese coraggio, ricostruì tutte le mura che erano diroccate, rialzò le torri, costruì l'altro muro di fuori, fortificò Millo nella città di Davide e fece fare una grande quantità di armi e di scudi. Diede dei capi militari al popolo, li riunì presso di sé sulla piazza della porta della città e parlò al loro cuore dicendo: siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate a causa del re d'Assiria e della moltitudine che lo accompagna, poiché con noi c'è uno più grande di ciò che è con lui. Con lui c'è un braccio di carne, con noi c'è l'Eterno, il nostro Dio, per aiutarci e combattere le nostre battaglie. E il popolo fu rassicurato dalle parole di Ezechia, re di Giuda. Dopo questo, Sennacherib, re d'Assiria, mentre stava di fronte a Lachis con tutte le sue forze, mandò i suoi servi a Gerusalemme per dire a Ezechia, re di Giuda, e a tutti quelli di Giuda che si trovavano a Gerusalemme: così parla Sennacherib, re degli Assiri. In chi confidate voi per rimanervene così assediati in Gerusalemme? Amen. Fin qui la lettura. Amen. Della parola del Signore. Accomodatevi. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Siamo in un tempo storico dove il regno di Israele è stato diviso in due. C'è un regno del nord, della tribù di Giuda e Beniamino, dove continua a regnare la casa di Davide, i discendenti di Davide, e il regno del sud, invece Israele, che si alternano diversi re. Gloria al Signore. Ed è un periodo dove troviamo scritto nella parola che i vari re che si alternano al trono, non tutti sono stati fedeli al Signore. Infatti troviamo scritto: e fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, o fece ciò che è male agli occhi del Signore. Questo re di cui abbiamo letto, Ezechia, fece ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore. Ristabilì il culto nel Tempio del Signore, il culto levitico. Dopo anni e anni che non si celebrava il culto all'unico solo e vero Dio, perché i suoi predecessori erano stati infedeli, questo re invece ristabilisce il culto a Dio. E il suo atto di fedeltà nei confronti di Dio non rimane, come dire, inosservato, no? Dio vede. Amen. E mi ha subito colpito
versetto primo che abbiamo letto, dopo queste cose e questi atti di fedeltà di questo re, succede qualcosa. Un nemico, re d'Assiria, si scaglia contro di lui. E pensavo, più ci stringiamo al Signore e più siamo combattuti. A me? È una mia considerazione, ma la vivo. Più vuoi consacrarti al Signore e più il nemico si scaglia contro di te. È un dato di fatto. Ma non dobbiamo mai dimenticare una cosa, che gli atti di fedeltà verso Dio li guarda. Amen. La nostra lealtà nei confronti di Dio, la nostra obbedienza, la nostra fiducia nei confronti di Dio viene sempre premiata. Non c'è nemico forte per quanto possa essere, che può avere la meglio sui figli di Dio. Alleluia, grazie Signore. Amen. Amen. È un grande incoraggiamento, no? Siamo combattuti, sì. Non posso mai dimenticarmi una cosa: quando ero ragazzo, ero nel consiglio di chiesa, la mia chiesa, dove sono nato. Il mio pastore mi mandò a visitare un fratello che veniva, non veniva, insomma era incostante, da un po' di tempo non veniva. E io ci andai con mia mamma, mi ricordo, e lo incoraggiai a venire in chiesa, no? Perché da tanto che non vieni? Ah, Marco, guarda, più mi avvicino al Signore, più tutte le cose mi vanno storte. Beh, ma abbiamo il Signore dalla nostra parte. Gloria a Dio, ho detto, perché ti vuoi avvicinare al Signore? No, ma non ce la faccio più a combattere, tutto mi va storto. Invece adesso che non vado più in chiesa, sto vivendo un momento di tranquillità. Ho detto, ma non riconosci che questo è ciò che il diavolo vuole? Ma non riconosciamo le macchinazioni del nemico? Perché attaccò Ezechia, questo re di Assiria, Sennacherib? Perché voleva impadronirsi di ciò che aveva Ezechia. Abbiamo letto. Cinse d'assedio le città fortificate con l'intenzione di impadronirsene. Il nemico ci attacca perché vuole impadronirsi di noi, perché noi apparteniamo a Dio. Amen. E lui vuole rubarci, portarci via dalla grazia di Dio. Quindi se siamo combattuti, non disperiamo, ma combattiamo il buon combattimento della fede. A me? Cosa fece Ezechia? Si organizzò. C'è da combattere. E combattiamo. Si è organizzato. Intanto questo scende da dove viene, lì ci sono le nostre sorgenti d'acqua. Facciamo in modo che almeno si porti la sua provvista d'acqua, no? Rendiamogli le cose più difficili, o no? Otturiamo le sorgenti d'acqua, in modo che quando viene là vicino a noi, hanno sete, devono bere, non troveranno acqua. Spiritualmente parlando, non diamo una mano al nemico. Amen. Non so se riesco a farmi comprendere. Ostacoliamolo. Amen? Amen. A meno chiudiamo le porte al nemico. Almeno questo. Guarda, sarà difficile. Io farò tutto quello che posso finché tu non entri nella mia vita. E quello che non posso lo farà il Dio Onnipotente. Amen. Amen? Non diamo una mano al nemico. Ostacoliamolo. Resistiamolo. Resistiamogli ed egli fuggirà, vero? È come un leone ruggente che gira attorno, aspettando il momento adatto per assalirci e divorarci. Ma il consiglio che dà la parola di Dio è: resistetegli stando fermi nella fede.
e il nemico fuggirà. Amen. Gloria al Signore. Quindi cosa fece poi questo re Ezechia? Parlò al popolo, cercò di organizzare una difesa, fece un esercito, diede dei capi a questo esercito, ma soprattutto quello che fece fu parlare al cuore di questa gente. Lo abbiamo letto, vero? Parlò al cuore di queste persone. Non vi scoraggiate, non temete. Amen. Alleluia. E la stessa cosa vale anche per noi, non dobbiamo scoraggiarci e non temere. Amen. Se siamo combattuti, non dobbiamo scoraggiarci. Se siamo chiamati a combattere, combattiamo nella preghiera. Amen. Combattiamo con la nostra fede. Amen. Gloria al nome del Signore. Se c'è da combattere, bisogna combattere. Alleluia. Quindi questo re parlò al cuore del popolo: siate forti e coraggiosi. Alleluia. Non temete e non vi spaventate a causa di questo re. Sapete, il nemico è forte, è potente, ma il nostro Dio è onnipotente. Amen. Alleluia. E con tanta sincerità disse così al popolo: con lui c'è un braccio di carne. Amen. Amen. Alleluia. Ma con noi c'è l'Eterno. Amen. Amen. Sicuramente è un grande esercito, potente, ma non hanno il Signore. Noi abbiamo il Signore. Amen. Amen. Quindi non vogliamo scoraggiarci. Alleluia. Vogliamo essere coraggiosi. Alleluia. Se siamo chiamati al combattimento, combattiamo con le armi della fede. Amen. Amen. Alleluia. Il popolo fu rassicurato perché erano parole sincere, erano parole dettate da un uomo che ha fatto ciò che è giusto, ha scelto la cosa buona da fare, servire il Signore. Alleluia. Quando in noi c'è la presenza del Signore, quello che diciamo ha effetto. Gloria a Dio. Amen. Ecco perché il popolo fu rassicurato da quelle parole. Non perché solo parlava il loro re, ma perché era un re consacrato al Signore. E parlò al cuore di quella gente. Dio ci dia grazia di raggiungere i cuori delle persone. Non combattere mai con i ragionamenti, con la cultura, gli oppositori, ma combatti con la parola che ti viene data in quel momento, da parte del Signore. Una parola semplice e potente da raggiungere i cuori. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Il re d'Assiria, abbiamo letto, che in contrapposizione mandò anche lui un messaggio al popolo per scoraggiarlo. Vedete, c'è un messaggio che incoraggia, che viene da Dio, e c'è un messaggio invece che vuole abbattere, che non è da Dio. Cosa disse questo re? E come mai vi state organizzando alla difesa? In chi state confidando? Perché ve ne state lì a proteggervi, a resistere? Chi combatterà per voi? Con questa domanda. La risposta? Per noi combatte il Signore. Amen. Amen. Tu sei forte, sei numeroso, il tuo esercito è numeroso, ma dalla nostra parte c'è l'Iddio degli eserciti. Amen. Lui combatte per noi. Gloria a Dio. Alleluia. Rimanendo, come dire, in tema di combattimento, vogliamo leggere gli Efesini capitolo 6, dal versetto 10, quello che l'Apostolo Paolo dice agli Efesini riguardo al combattimento, no? A combattere contro non delle persone, contro un esercito umano, ma contro le insidie del diavolo, contro le potestà, contro gli spiriti, i dominatori di questo mondo. Amen? Il nostro nemico è invisibile, ma c'è.
ma il nostro Signore è con noi. Amen. Amen. Ma c'è qualcosa che noi dobbiamo fare per combattere, per resistere e per non essere sconfitti. E vogliamo leggere Efesini capitolo 6 dal verso 10, dove l'Apostolo Paolo dice così: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Amen? Abbiamo un nemico spirituale. Non abbiamo nemici da uccidere umanamente parlando. No, abbiamo persone da evangelizzare, da combattere con l'amore di Dio. Amen. Amen. Dobbiamo rivestirci di questa completa armatura di Dio, che adesso l'Apostolo Paolo la descrive, questa completa armatura di Dio. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il vostro dovere restare in piedi. State dunque saldi, avendo preso la verità a cintura dei fianchi. Amen. Essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza. Dove sta l'elmo? I pensieri. I tuoi pensieri possono anche farti fare qualcosa di sbagliato agli occhi di Dio. Invece vogliamo anche controllare i nostri pensieri, avendo la certezza della nostra salvezza. Amen. Perché una cosa che fa il nemico, sai qual è? Accusarti. Accusarti. Dicendo anche delle cose, tra virgolette, vere, ma utilizza la verità per scopi suoi, distorcendola anche. Tu hai fatto questo, è vero, ma so che il sangue di Gesù mi lava e mi purifica da ogni peccato. Amen. Gloria a Dio. Ma tu hai fatto... Io so che Gesù ha dato la sua vita per me. Questo è forte in me. Questo pensiero è qui nella mia mente. Alleluia. Amen. Prendete come l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Alleluia. Pregando in ogni tempo per lo Spirito con ogni sorta di preghiera e di supplica, e a questo scopo vegliando con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catene, affinché l'annunci francamente come conviene che ne parli. Alleluia. L'Apostolo Paolo sta dicendo: pregate anche per me. A me. Preghiamo per i servitori del Signore. Amen. Preghiamo gli uni per gli altri. Vedete, le armi sono semplici. La verità parla sempre in verità e con la verità. La bugia appartiene al diavolo. Lui è il padre della menzogna. Gesù è verità. Amen. Noi dobbiamo parlare sempre con la verità. E la verità sconfigge sempre la menzogna. Amen. Amen. Alleluia. La corazza della giustizia. Fai le cose giuste, le cose che Dio approva, falle e sarai inattaccabile. Troveranno di attaccarti in qualche cosa, in qualche modo, ma tu hai la corazza della giustizia. Quando ti vedranno, ma dove lo possiamo attaccare a questo che... A me?
perché questa viene dall'ubbidienza dal Signore. Gloria al nome di Dio. Alleluia. I calzari, lo zelo, pronti a camminare, a muoversi. Amen. Non restare fermi, ma muoversi. I calzari è per camminare. Alleluia. Lo scudo, la fede, con il quale potete spegnere i dardi infuocati del nemico, cioè le lance, le frecce con la punta infuocata, che vengono tirate. Tu con lo scudo della fede. Gloria a Dio. Noi siamo più che vincitori. Quindi non ci scoraggiamo. Le prove sono a volte difficili, forti, insuperabili agli occhi nostri. Ma io ti dico, nessuna prova è insuperabile se tu fai la volontà del Signore. Amen. Troverai, come dire, quel discernimento, quell'intelligenza. Vedete, il re Ezechia sapeva già cosa fare. Aveva già fatto la volontà del Signore, aveva ristabilito il culto levitico, ma già sapeva cosa fare, perché quando si serve il Signore e si è nella sua volontà, tu sai cosa fare. Amen. E ti senti approvato da Dio, che conferma la vittoria. Amen. Satana è sconfitto, lui sa di essere sconfitto. I figli di Dio sono vittoriosi. Siamo vittoriosi. La Chiesa va avanti. Amen. Vince e contrasta l'opera del nemico. Amen. Alleluia. Sapete, in confronto, la Chiesa del Signore, anche a livello mondiale, è solo una piccola percentuale. Per non andare lontano. Siamo pochi rispetto a tutto Vittorio Veneto e dintorni, no? Ma noi siamo molto più forti. Noi abbiamo la possibilità e la capacità che Dio ci dà di conquistare anima a Cristo. Pur essendo pochi. Amen? Perché Dio ci darà quella capacità che non abbiamo di parlare al cuore delle persone. E quando le persone ascolteranno la verità che viene dal Vangelo e dalla parola di Dio, sentiranno tutta la potenza della parola di Dio. E saranno chiamate a fare una scelta. Scegliere per Gesù accettandolo nella propria vita o non accettandolo. Ma noi avremo svolto il nostro compito. Gloria a Dio sia la lode e la gloria. Amen. Amen. Dobbiamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Alleluia. Dobbiamo chinare il nostro capo. Dobbiamo ringraziare il Signore. Alleluia. E ti dico in questa mattina, da parte del Signore, trova coraggio nel Signore. Prendi forza nel Signore. Combatti, non scappare. Affronta le circostanze nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Combatti il buon combattimento della fede. Alleluia. Gloria al Signore. Il nemico ti attacca a volte con tutte le sue forze ed è molto forte, ma non è invincibile. L'unico invincibile è l'Eterno degli eserciti, il leone della tribù di Giuda. Alleluia. Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Alleluia. Il Signore dei Signori, il Re dei Re. Alleluia. Lui sì che è invincibile. Alleluia. Persino la morte non l'ha vinto. Alleluia. Ma ha vinto Lui la morte. Alleluia. Ritornando in vita, risuscitando. Gloria al Signore. Alleluia. Nessuno potrà togliermi la vita. Sono io che la depongo presso il Padre e la riprenderò poi. E voi mi vedrete. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Diamo gloria al Signore. Se ti senti sconfitto, dai gloria a Dio. Sentiti vittorioso in questa mattina. Tu sei vittorioso in Cristo Gesù. Alleluia. La tua preghiera sale in cielo, al trono della grazia di Dio. Alleluia. Credi alle parole di Gesù.
Qualunque cosa vuoi chiedere dal Padre nel mio nome, io la farò. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al Signore. C'è qualcuno che vuole pregare ringraziando il Signore? Alleluia, 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 Noi alleluia. vogliamo ringraziarti per questa tua parola potente ed efficace, ancora oggi vivente ed efficace, perché Gesù è vivente. Amen. Amen. Grazie perché ancora oggi ha diviso l'anima dallo spirito, All right. le giunture dalle midolla, come è scritto nella tua Shakita parola. Amara. Gloria a Dio. Aiutaci Signore questa mattina, papà, a mettere in pratica questa parola, Gloria a te. ad essere, come dice Gesù, avveduti, uomini e donne avveduti, che mettono in pratica la tua parola e quindi rassomigliare a chi edifica la casa sulla roccia, la roccia di Cristo Gesù, Alleluia. la roccia potente. Ti preghiamo, Signore. Ho ascoltato poco, Signore, ma ho sentito parlare al mio cuore e se questa mattina mi manca una di queste particolari caratteristiche della perfetta armatura del cristiano, aiutaci, Signore. Aiutaci a completarla appieno, Signore. Se diciamo bugie, aiutaci a dire la verità. Shakita Amara. Se ci facciamo imprigionare dai nostri pensieri, aiutaci ad assaporare, Signore, la gioia della tua salvezza, con l'elmo della salvezza. Aiutaci a non essere ingiusti, ma a rivestirci della corazza della giustizia. Padre Santo, i calzari, Signore, della prontezza. E Padre, ancora, Signore, non per ultimo, Padre, ma Signore, la spada del tuo Santo Oh Spirito. Gesù, gloria a te. Combattere con lo Spirito Santo, svuotaci e riempici, Signore, a partire da me, Padre, riempici di Spirito Jesus, Santo, alleluia. Signore, di Spirito dell'Eterno, Signore, il Consolatore, colui che ci guida, colui che non ci lascia, colui che ci suggerisce, Signore, la spada dello Spirito che è la tua parola. Aiutaci a consultare giorno e notte, io dico, Signore, giorno e notte la tua parola, Signore, la tua